Onorevole De Luca, oggi ad Agrigento per annunciare le candidature che porteranno avanti al prossimo impegno la sua lista. Ecco, gli obiettivi quali sono? Noi abbiamo definito 3 liste principali, oggi presentiamo la lista De Luca Sindaco di Sicilia, torneremo la prossima settimana per presentare i candidati e le candidate della lista Sicilia Vera, ritorneremo la settimana tra il 25 e il 27 di agosto per presentare la lista Orgoglio Sicuro Concateno. Siamo riusciti a definire una strategia forte e questo ci permette di essere competitivi con ciò che rimane degli altri poli, dei quali ovviamente non ci occupiamo perché noi esistiamo a prescindere da loro e siamo gli unici in questo momento ad essere in campo con un programma, con le nostre liste e soprattutto con un candidato presidente vero, perché stiamo vedendo ormai come si bruciano i nomi nelle varie vicende, nelle varie faide del centrodestra e come si ritirerà da qualche giorno Caterina Chinnici, la quale ormai è caduta in depressione, prenderà l'alibi della spaccatura che ci sarà tra PD e 5 Stelle e ovviamente toglierà il disturbo. Si parla di un terzo polo, porteranno, a quanto pare, notizie di qualche ora fa, ci potrebbe essere un candidato di area con Azione, Calenda e Renzi. Sì, ci manca pure Totò Cuffaro e siamo a posto e la seduta spiritica è completa. Questi sono i soliti personaggi che cercano di mascherare quella che è la loro inutilità politica, perché ormai sono ridotti allo 0, e come dico sempre la sommatoria di più falliti fa un grande fallimento. Registreremo un altro grande fallimento nel quale noi ovviamente siamo distinti e distanti, noi non siamo un polo, noi siamo noi. La nostra strategia è stata quella di portare avanti una proposta di competenza e soprattutto di siciliani e siciliane libere, non condizionabili dal sistema, e oggi abbiamo un riscontro sempre più crescente che ci porterà a far ribaltare definitivamente tutti gli equilibri regionali. Le 3 liste devono superare il 5% in 5 province, è sicuro che tutte e 3 liste riusciranno a raggiungere l'obiettivo? Potremmo anche accettare scommesse, considerato che oggi noi viaggiamo su cifre che superano il 30%, perché l'azione che abbiamo fatto ormai è brandizzata a questi livelli, tant'è vero che abbiamo presentato anche il progetto De Luca Sindaco d'Italia, perché partecipiamo anche alle elezioni nazionali. Questo sottolineiamo, è importante perché non potevamo permetterci di annullare i voti dei nostri sostenitori, considerato l'Election Day, e quindi di proporci solo in ambito regionale e poi far votare i nostri elettori per i nostri nemici o avversari, i nemici della Sicilia, i partiti nazionali che ovviamente hanno contribuito e stanno contribuendo a alimentare il caos che si sta registrando soprattutto nel centrodestra. Ecco, un commento, così, una presentazione anche minima dei candidati di questa lista che interessano il nostro territorio, se ce lo può fare, onorevole? Ma noi abbiamo fatto una scelta che parte da una competenza già maturata da parte di alcuni, che è stata messa oggi a servizio di un progetto che ha chiesto ovviamente un chiaro distacco anche da quelle che sono le storie di ognuno di noi, perché nessuno di noi è verginello della politica, ma quello che è importante è che durante il percorso ci si renda conto che bisogna anche approcciarsi in termini diversi, e quindi la scelta per esempio di Roberto Battaglia, un uomo che vive sul territorio e che rappresenta oggi uno dei più importanti sistemi di assistenza fiscale in tutta la provincia di Agrigento, quindi un uomo che è ogni giorno a servizio della gente. Gaetano Cani, che ha avuto la possibilità di fare una legislatura, poi ha avuto una pausa che lo ha portato a difendersi da alcune vicende giudiziarie, del quale ne è uscito a testa alta e oggi ha sposato il nostro progetto condividendo i nostri principi. Abbiamo anche Salvatore Monte, che rappresenta tutta l'area di Sciacca, già assessore e soprattutto rappresentante di un gruppo che mette a disposizione la propria esperienza amministrativa per questo nuovo progetto.
Maria Dalli Cardillo, che è il vicepresidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e quindi una persona che ha a che fare con il mondo delle imprese e che conosce bene le esigenze del sistema imprese. Marzia Maniscalco, un avvocato che ha affrontato tante battaglie dedicate e che oggi mette a disposizione di questo progetto la sua esperienza, soprattutto per quanto riguarda alcune dinamiche dove lo Stato oppure il sistema pubblico non ha saputo difendere quelli che sono i reali interessi del cittadino. Ciro Miceli, che è un agronomo molto conosciuto e che soprattutto conosce fino in fondo le problematiche del mondo agricolo. Ecco, questa è già la prima proposta che noi mettiamo a disposizione degli agrigentini e che ovviamente consente di fare già un distinguo ben preciso. Come vedete anche in questo caso ho mantenuto l'impegno di portare avanti uomini e donne che hanno fatto una scelta di rottura, ma nello stesso tempo che hanno la competenza per poter ricostruire con me una Sicilia diversa. Ecco qual è il cambiamento che noi oggi proponiamo. Gaetano Cani, ecco le ragioni di questa scelta: si scende in campo nuovamente anche grazie alla sua esperienza di parlamentare. Dicevo, la scelta è dovuta al fatto che oggi la Sicilia è messa veramente male. Abbiamo provato il centro-sinistra con Crocetta, abbiamo provato il centro-destra con Musumeci e tutto è rimasto come prima, anzi siamo ancora messi peggio. Quindi l'unica possibilità di cambiamento reale per dare una svolta è questo personaggio, questa persona che è Cateno De Luca, e stiamo cercando di contribuire a portarlo alla vittoria per liberare la Sicilia da tanti condizionamenti, per dare veramente una risposta concreta ai siciliani.